Buongiorno a tutti amici. Oggi si riprende la corsa. Non corriamo da parecchio, è più di un mese. 1000 impegni, viaggi, vari problemi e l'abbiamo lasciata. Mi sono sempre allenato con gli elastici. Comunque oggi la riprendiamo. Vediamo quello che riusciamo a fare, anche se sarà solo 20 minuti. Buongiorno a chi ha dato. Buongiorno. Forza e coraggio. Sì. Qui avanti c'è una colonia di fenicotteri bellissimi. Adesso ve li faccio vedere. Zoom e cerco di farveli vedere un po' più da vicino. Sono lì avanti, fenicotteri rosa stupendi. Sono qui sulla destra e anche sulla sinistra in direzione di Dado lì avanti. Ce n'è tantissimi. Ragazzi, mancano 20 secondi per farne mezz'ora. Non me lo sarei mai aspettato, mai fermati, tranquilla, corsettina blanda ovviamente, però continua, grandissimo. Primo giorno di nuovo di corsa, 30 minuti fatti. Grande Dato. Dado fa la scuola, Rita qua giù si allena e io me ne vado al mare, mi sdraio mezz'ora dopo la corsa e dopo un po' di lavoro vado a godermi queste ultime giornate splendide in Sardegna. Oggi dovrebbe addirittura arrivare a 28-29 gradi le temperature, vi rendete conto? Mezzogiorno e 17, sbatto l'asciugamano e rientro al camper, prendo il monopattino e vado a vedere se riesco a comprare delle verdure in quelle bancarelle di questi signori che hanno gli orti, magari hanno qualche prodotto loro. Siamo qui diversi giorni e inizia a scarseggiare qualcosa dal frigo. Poi di pomeriggio torniamo con Rita, ci prendiamo un altro po' di sole. È bellissimo, mi dovrei fare anche un bagno perché ne vale la pena. Una prerogativa di questo posto è che per trovare l'acqua alta bisogna fare 1 chilometro. Guardate quanto sono lontano già dalla riva e ho l'acqua sotto le ginocchia. Guardate dove è la spiaggia e adesso vi faccio vedere dove ho l'acqua. Più si va avanti e più si abbassa ed è bellissima, è anche un po' più calda, forse proprio per questo motivo, però cristallina, è bellissima. Adesso entro. Guardate la spiaggia quanto è lontana. Oggi è lunedì e non c'è più nessuno. Ieri domenica era strapieno di gente, vedete che oggi ci sono 20 persone in tutto, fantastico i lunedì.
Adesso mi tolgo la sabbia dai piedi e prendo il monopattino. Mi accompagna anche Dado che è qua dietro di me. Rita, com'è andato l'allenamento? Bene, Sì. stanca, morta. Vabbè, io vado a cercare di trovare delle verdure, ok? Buona fortuna. A dopo. Pieno di cose sopra il monopattino. Dura e dura, ok. Vediamo a che punto è. Sì, ce la faccio. Poi lo mettiamo in carica. È carico. Bene, a dopo. Avete visto ragazzi, un sacco di frutta e verdura a prezzi unici. Ho lo zaino pieno più questa busta a 20 euro. Ho comprato di tutto, dopo lo vediamo. Ho comprato di tutto, Rita. Poi bella fresca. Ma poi tutti i prodotti, le melanzane tagliate stamattina Queste bianche dall'orto. fantastiche. Tieni. Altro che supermercato. Forse che queste bancarelle Questi funzionano orti di qua intorno sono... Senti che profumo. Sì, sono una roba strepitosa. Di tutto ho comprato. La. Occhio, c'è anche uva, ce l'avrò schiacciata, chissà. Magari. Grazie al mio spostamento, il monopattino, verdura verde fresca. E poi Rita ci ha scaldato delle tagliatelle avanzate da ieri, ce le dividiamo io e dato. Sì, Un come molto. vedete voi. E siamo pronti per pranzo. E dopo quelle due tagliatelle, guardate ragazzi che bel piattone di verdure, carne con olive, con carote, buonissimo. Ci vediamo dopo in spiaggia e buon appetito a tutti. Ciao amici. 2:20 ragazzi, torniamo in spiaggia. Stanchi morti, c'è un caldo che sembra Ferragosto. Ci saranno 28 gradi minimo. Allenamento, corsa e varie questioni. Siamo anche stanchi. Ci sdraiamo in spiaggia e ce la godiamo. Sì, anche qualche bagnetto. Fino alle 5, 6, vedrai. Fino a quando si sta bene. Sì, Eh? sì. Molto volentieri. Oggi 30 gradi ragazzi, che caldo, stavo dormendo mi ha svegliato un ragnetto in faccia. Aiuto. Giornata spettacolare. Vero? Anche di più. Bellissimo. Piena estate. Ci sarebbe da rimanere ancora un'oretta, ma Davide deve studiare. Io mi faccio una doccetta con €1 e mi metto un po' a lavoro. Ma è stato meraviglioso oggi. Sole tutto il giorno. Caldo di pomeriggio pesante, tipo davvero tipo agosto. Ragazzi, mentre tornavamo al camper abbiamo incontrato due nostri follower di Carbonia, Sì. Franco e Anna. Piacere di avervi incontrato Anche per noi. e grazie per seguirci. Alla prossima. Alla Viaggio prossima. assieme a voi. Grazie. Ho lasciato il monopattino fuori in carica, libero, pronto da rubare ragazzi. Vediamo se c'è, se sono stato fortunato. Sì, lo vedo. Meno male, siamo un bel po' in disparte. Abbiamo delle cose che ho tolto per prendere il monopattino. Fosse una bomba. 6 di sera, 2 docce gelate ce le siamo fatte, da €1, vero? Hai sofferto? Sì, sì, ho Abbastanza. sofferto. E adesso matematica con mamma, Sì. corso di riparazione, No, non di riparazione, di recupero. di recupero. Ok, buon lavoro. Di recupero memoria, vero Davide? Dimenticato tutto. Buon lavoro. Una rinfrescata, dai, andiamo. Mettiamoci al lavoro.
7:25, ci accingiamo a Cucinare. preparare la cena. Certo, a preparare la cena. Certo. Cucini col gas perché devi fare delle melanzane grigliate. Quindi abbiamo tolto la cucina induzione. E attenzione alla cucina induzione perché ne abbiamo già rotto 3. 3 ne abbiamo già rotto. Sì, questa è la quarta. Questa è la quarta. Quindi melanzane grigliate e poi è avanzata della carne da pranzo, forse. Avanzata la carne da pranzo, c'è una fetta di pesce spada. Va bene, ti teniamo Ad hoc, d'occhio. sì. Questo cosa serve? Cosa serve? È un'insalata di pollo. Ah, pensavo fosse il ripieno per qualcosa. No, posso fare le melanzane ripiene perché non posso usare il forno. Siamo arrivati a cena, ragazzi. Insalata di pollo fatta da Rita, buonissima, stracondita, con pomodorini, con capperi, con uova. Pollo, Io ovviamente. l'apprezzo moltissimo. Poi ci beviamo un vermentino di gallura, seleme e poi delle melanzane grigliate. Poi abbiamo delle carotine e poi abbiamo anche un trancio di pesce spada. Rita, grazie per la bella cena che ci hai preparato. Un piacere. Buon appetito. Sì. Buona cena a tutti, ragazzi, e buona Buona cena, buonanotte. e ci vediamo domani A mattina domani. come sempre. Ciao a tutti quanti. Buongiorno a tutti amici. Scena già vista da parte vostra, anche da parte nostra. Non abbiamo fatto altro in questi giorni che andare al mare, tornare a pranzare, riandare al mare. Ce la stiamo godendo così. Probabilmente per oggi l'ultimo giorno che rimarremo qui, magari stasera andiamo via, ci sta mancando qualcosa, niente di importantissimo e potrei sopperire col monopattino e andare a comprare dove sono andato ieri. Lì ad esempio trovo le uova, mi mancano gli albumi o le uova per colazione, quindi potremmo stare ancora di più, anche perché mi sa che continua a fare bel tempo, sì, sino a venerdì. Oggi è martedì, potremmo stare addirittura altri 2 giorni. Vediamo, non è detto. Comunque, buongiorno anche a Rita. Buongiorno. E ci godiamo ancora 2 ore di sole. Sì, Andiamo. ne approfittiamo. Vieni. Ragazzi, queste sono le nostre mattinate dalle 10 del mattino sotto il sole sardo, 30 gradi, no 30 no, però ce n'è tanti, Ci siamo secondo me quasi. ce n'è C'è tanti. vento caldo. Rita lavora, risponde ai vostri commenti, io idem, e la trascorriamo così, tranquilli ragazzi. Ci vediamo più tardi, forse per un bagnetto. Si rientra al camper per pranzo. Rita, come sempre, è venuta 10 minuti prima. Adesso vado a lavarmi i piedi e si pranza. Sono di nuovo in camper e Rita sta infornando, ragazzi. È l'1:15 e siamo quasi pronti per pranzo. Ha messo anche l'acqua e ci facciamo 2 spaghetti e una bistecchina con Davide. Quello che sta cucinando al forno è per cena. Ragazzi, siamo arrivati all'ora di pranzo. Ci mangiamo un paio di pennette, mezze penne al sugo con pecorino, vero Rita? Ci stiamo grattugiando del pecorino romano. Forse ce l'ha portata Alessandro. Sì. Approfittiamo per salutarlo. Ciao, Ciao Ale. Nel frattempo che siamo parcheggiati qui a Solinas, ragazzi, noi stiamo lavorando e progettando il nuovo viaggio. Sì. È prestissimo, non vi diciamo nient'altro, è una sorpresa. quasi. È una sorpresa, sì. Ci siamo quasi come organizzazione, ma non ci siamo ancora come date. No. Punto. Buon pranzo. Punto. Ciao. Ciao. Sono le 19:09
e durante il pomeriggio papà è andato a comprare un bel po' di cose. Illustraci, ma. Sono tutte verdure. Vediamo insieme. Unboxing. Unboxing, uova. Abbiamo un cavolo. Un broccolo anche, che bello sto broccolo. Mi sa che lo facciamo per cena. Buono. Pomodori secchi, sembra il cesto di Natale. Sì, è vero. Pomodori secchi. Qua abbiamo altre uova. Altre uova essenziali per la colazione, ripeto. I cachimela. Che buoni, quanto zuccherosi. Puliamo. Belli. Mettiamo questi in frigo, pomodori secchi ci servono molto. Dado vi ha fatto vedere che ho comprato una marea di verdure, pensate che poi me le ha portate la ragazza che lavora lì, perché ho comprato talmente tante verdure che non sono riuscito a portarle in monopattino. Una montagna di verdure, broccoli, cavoli, melanzane. Sono le melanzane ripiene. Melanzane ripiene in forno. Questa mattina. Non vi abbiamo fatto vedere il pomeriggio, ma siamo passati dal pranzo a questa sera perché ragazzi siamo andati in spiaggia e ci siamo sdraiati come tutto il resto dei giorni. Ma stiamo lavorando a un progetto, ragazzi, nel frattempo. Tutto ancora In anonimo. assolutamente anonimato totale. Sì. Ve ne parleremo più avanti. Questa è la cena di oggi, tantissime verdure, mi sono comprato anche i carciofi senza spine. Questo è il primo taglio. I più buoni sono quelli con le spine. Però aveva solo questi. Comunque, quindi lo pulisco e me lo mangio col pinzimonio. Olio, sale, limone. Buon appetito a tutti amici. Oggi vi saluto così con questo fiore. A domani ragazzi. Importantissimo ragazzi. Torno alla videocamera per prima di salutarvi mi stappo un Sangiovese Mancini Pesaro 2020. Dopo questa info ci possiamo salutare davvero. A domani. Buongiorno a tutti amici. Buongiorno. Siamo tanti giorni fermi qui ai Solinas, non ce ne vogliamo andare, si sta sempre bene, anche oggi. Siamo venuti al mare, abbiamo fatto un bagnetto, preso un po' di sole, come sempre Rita va a cucinare spaghetti e carciofi. Sì, facciamo 2 spaghetti con i carciofi. Ottimi. E io mi prendo ancora mezz'ora di sole, poi rientro, pranziamo e vediamo. Non sappiamo se andremo via stasera perché domani abbiamo un pranzo con amici e i nonni. Vabbè, possiamo andare anche via più tardi, insomma, intorno alle 5, alle 6. Vedremo. Buona cucina. Grazie, buon bagno. Grazie. A dopo. A dopo. Ciao. Oltre metà ottobre, se non sbaglio oggi è 16, 17, non lo so, dopo ve lo dico di preciso. Comunque estate in Sardegna, l'1:20 si rientra ragazzi. Il pranzo è pronto, mi ha telefonato Dado. Spaghetti e carciofi che ho comprato l'altro giorno appena tagliati. Ragazzi, mi sono lavati i piedi e siamo giusti in camper. Guardate Rita cosa ha appena scolato. Spaghetti ai carciofi. Adesso assaggiamo. Pecorino romano. Ci sta bene con i carciofi sardi. Eh sì, si sposano. Salute! Ti ho già beccato col boccone pieno, eh? È buona, complimenti, brava Rita, buonissima. Guardate qua. Salute a tutti ragazzi. Ragazzi, sole e spiagge terminate. Domani mattina ci spostiamo. Sono le 5:30. E c'è freddo e si sta mettendo freschetto. Domani ci spostiamo, abbiamo un pranzo con amici, parenti, poi non lo so se torneremo qui ai Solinas. Abbiamo fatto tutti i giorni camper, spiaggia, spiaggia, camper, questo l'avete visto. Adesso mi faccio una tisana. Quindi ragazzi, tisanetta come vi ho detto. Sta già per bollire, la cucina induzione è assurda. È velocissimo.
Tazza di latte per Dado. Comunque dormiamo qua, ce ne andiamo domani mattina, vero? Sì, con calma, ci alleniamo, ci facciamo la doccia e poi ce ne andiamo. Va bene. Ragazzi, buonasera, ci siamo spostati dal parcheggio a pagamento perché domani mattina dobbiamo andare via, quindi dormo in giro, mi risparmio 10 euro. Quindi ci siamo fatti la cassetta e siamo proprio fuori dal parcheggio nella prima piazzola disponibile. Ceniamo e poi ci avviciniamo anche a Carbonia, probabilmente. Così domani siamo già lì e dobbiamo fare un paio di documenti e poi andare in a questo incontro, un pranzo con amici e parenti. Ci facciamo una cenetta e mangiamo Al volo. al volo. Tonno e verdure. Sì, è quello che ho consigliato anche. Tonno e verdure. Anche perché il tempo è quello che è. Sì, mangiamo così. Anche perché ogni tanto la carne ci stanca. Sì. E in questi giorni ci ha stancato. E domani dobbiamo arrostire carne, quindi tonno e verdure e vino bianco è perfetto. Perfetto. Insalatona mista. Insalatona mista, sì. Alla fine invece c'è anche una frittatina, quindi sta già saltando fuori altro. Avevamo detto solo tonno e verdure. Io poi guardo in frigo tutto quello che è disponibile, tiro fuori. Buona e a domani. Buona, domani. Domani ragazzi ci facciamo un bel arrosto e non mancate. Ciao a tutti. Buongiorno a tutti amici. Siamo parcheggiati, vi ho spiegato ieri, dietro l'area sosta, gratis, per non pagare una notte di parcheggio, perché adesso stiamo andando via. Un conto se fossimo dovuti rimanere anche oggi, ma stiamo partendo. Vedete, abbiamo dormito praticamente in strada. Adesso devo andare a fare dei documenti e poi dobbiamo raggiungere il posto dove pranzeremo, arrostiremo e trascorreremo la giornata insieme ad amici. Buongiorno. Buongiorno a Rita. Buongiorno. E buongiorno a Dato. La giornata non è delle migliori, dobbiamo solo sperare che non piova. Per il resto, se fa fresco con una felpa, anzi, forse è meglio. Siamo arrivati dietro casa dei nonni, lascio un attimo il camper, Rita e Dado qui e io vado a fare una commissione e torno. E poi andremo a fare la spesa e in campagna. Ok Dado, tu mangi, Va bene. fai merenda Sì. e poi torno. Ok. Ci siamo fermati in un'enoteca, sto facendo 1000 commissioni, ragazzi non vi sto portando con me perché sto entrando in banca, sto entrando in altri uffici. Comunque adesso ci siamo fermati qui in un'enoteca e di fronte c'è una signora che ci segue e vuole fare una foto con noi, quindi adesso la facciamo. Ci ha fatto entrare a casa sua e ve la presento. Vieni a fianco a Rita. Ciao, ti chiami? Elena. Ciao Elena. E questa è una bella casetta, avete? Bella, Complimenti. sì. Grazie, Dici grazie. che me lo farei qui un barbecue io ogni tanto, per come sì. mi conosci. Ieri mi sono cotta i pesci. Ah, vedi. Piacere, grazie sì. per averci salutato. No, Grazie sono mille. contenta di vedervi Ok. dal vivo. Ok, ciao. Allora ragazzi, vi ho detto che aveva un bel giardinetto, ve lo faccio vedere un secondo. Posso fargli vedere il tuo giardinetto un secondo a tutti gli amici che ci seguono? Guardate. Però guardate, un bel gazebo, bel tavolo, qua c'è un bel barbecue con l'acqua eccetera, quindi ci piacerebbe molto. Queste cose sono sempre simpatiche, parcheggiati qui e dalla finestra no Dado, e quindi ci siamo dovuti fermare a salutare, ci fa molto piacere. Ciao. Ciao. Gentile, dolcissima, grazie mille. Rita poi ha detto che ci hai regalato anche un pacco di pane Carasal. Grazie. Vero? Sì, gentilissima, dolcissima. Bacione, è stato un piacere conoscerti. Bisogna vedere se non piove. Il cielo non è dei migliori e noi stiamo andando a mangiare all'aperto e ad arrostire. Speriamo bene a questo punto. Ci troviamo a Perdajus, il comune ci dice beni beniu, cioè benvenuti.
E qua c'è un posto, si chiama San Leonardo se non sbaglio, dove ci sono i tavoli, barbecue, e i miei con amici vanno sempre lì, e quindi stiamo qui. Allora, buongiorno. Buongiorno e ben arrivati. Grazie. Siamo a Perdagius, nel parco di Perdagius. Di San Leonardo. Di San Leonardo, dove è tutto attrezzato, poi vedrete i barbecue, vedrete i tavoli e niente, è attrezzato anche come pizzeria per la sera. Ma ti pagano qui? Poi certo, qui mi pagano no, dico, per fare tutta la questa pubblicità gliela stai facendo certo. perché hai un ritorno economico. Certo, poi spero che mi offrano la pizza. Non stai lavorando qui a San Leonardo? No, non sto lavorando gratis. Dove li hai presi i fazzoletti? Rosa, dove li hai presi i fazzoletti? Hai visto? Mi sono messo anche la sciarpa. No, del Carbonia? No, è dell'ombrellone. Comunque, Giorgio. Ciao Giorgio, ciao Giorgio. Rosalba, buongiorno. Buongiorno. Barbara, buongiorno. Buongiorno Mario e buongiorno a tutti. Ciao. Ascolta, fammi bella e giovane. Quello sempre. Anna, C'è un solo bambino. cosa state organizzando? Anziché andare lì e tornare. Pasta con le arselle. Ah, ok, questo è il condimento. Quel bambinetto, lo sai. Anziché stare lì e andare e tornare. Stai qua. Non è acceso. Va bene, va bene. Sandro, un saluto, buongiorno anche mio zio Sandro che non vedete da un anno probabilmente. Da un anno, è vero, sì. Ci stiamo per organizzare, Poi già ci vediamo a pranzo. Lo vuoi mettere? Oh Barbara? Prendo 2 cosette da arrostire anch'io. Il fuoco è pronto. Rita, mi dai 2 cose da portare lì? Sì, sto preparando l'aperitivo, aspetta. Adesso ci vanno le mosche. Ma dove sei andata? Al mare o in campagna? Mare, guarda, guarda. Ma dove è andata? Al mare o in campagna? È andato a farsi Guarda com'è il nostro Zuppi, ragazzi, qua ci ha colto un acquazzone ma abbiamo trovato un posto al riparo, dai. Zietto. Zietto. Il mio no, lo porto. Là che servono i bicchieri. Sì, me lo da cucchiaio. bicchieri ce ne sono Tieni, qui. passali lì. Bicchieri ce ne sono qui. Allora Giorgio, È molto buono perché l'ha portato Roberto e perché è sardo. Brindiamo a tutti gli amici accorsi qui a San Leonardo. salute. Barbara! Salute. Carne di cinghiale, melanzane, cipolle, due tipi di pasta, com'erano? Una col sugo di cinghiale e poi un'arselle. Poi un sacco di conserve e poi abbiamo carne arrosto. Va bene Anna? Carne con l'accetta. Le ho Abbiamo viste. formaggio. E poi abbiamo anche callegrapito. Formaggio con Questo per lavarci i denti, vero? A fine pasto. Ma chi vuole? Che profumo. Questo vino è rosso e bello, brindiamo a Vilma e a Tonello. Buono, alleggerino, vero? No? No, ma sa che lo Sembra dolce e sardo. Palla, quello che sta. No. Roby, Non perché sembra Ricottino. Roby è altro che Nutella. Altro che Nutella. Custu galle carabittu. Gravittu, Cosa dieta? mamma mia. Custu galle carabittu. Oh! Poi buffao con su cannonau. Bravo. Scetti che andappu pappao mera e mi seudotto cacao. Salute! Salute! Bravo Giorgio! Evviva Vittorio Emanuello! Vabbè, io così non li ho mai visti. Che fai a lasciarti un cappello tutto bagnato in testa? Io le ho sempre viste con le punte. Pensa che perdi oggi, Le vere e sacre pardule del Sulcis. il cappello. Giorgio è più difficoltoso a duscri
che a due cristianai. Non è più difficoltoso, Sì. è più difficile. No, difficoltoso. O difficile. Difficoltoso, dove l'hai mai sentito? però non esiste. Sì che esiste. Appunto, dove l'hai mai sentito? Dove mai intendi? Voi siete di Cuspini, siete di Cuspinese, vicino a noi, non siete con fanatica, quindi il dialetto è uguale. Oh, Cristiano, sei sardo? Oh, Cristiano, sei italiano. Io sono misturato. No, non anda bene. Però Giorgio, mi sta promettendo una cosa. Basta. Cristiano Rossandrino, Cristiano Sardo, Però mi sta promettendo una cosa. Mi sta promettendo una cosa, non da si mantegna manco gustorta. E via la... No, sappiamo che ne faccio bene idea. E via la sala onnetta, se non da si portare a mancoi, buoni si scutulava a terra. La può portare su video, vero? No, vai il video, vai il video del Sallaunetta. Oh, io, gente mi toccherà fare, non direi andare in San Barraco. Vai. Oh, tu ci stai dicendo meglio, ma andiamo mai via. No, lui è bravo, io l'ho sentito. Quella di prima era? La Catara, San Mancosetta. La Catara, E ora? No, eccola qua. E ora? Aspetta. non c'è campo. In mo si faccio intendi San Mancosetta con San Mancosa e con Sudumbu. Tutti a stresi. E fai intendi, va al lago? Bravo! Non prende nulla da me. Io ti sei di Anes. Custa che me? Che me custa? Non posso riposare. No, ma io che strumento è? Sa qualcosa.